Signore e signori, buonasera, vi do il benvenuto a nome di Slow Food Veneto in questa splendida cornice. Il mio compito è di darvi e di ricordarvi una serie di incontri, questo è il primo di una serie di incontri che con Fondazione Berengo abbiamo ipotizzato e pensato. Quello di oggi poi Adriano Berengo lo racconterà in maniera più dettagliata. Abbiamo già raccontato. Gliel'hai già raccontato, porca miseria, mi hai spiazzato. Il titolo è Dalla bellezza che ci inchioda alla nostra responsabilità e poi diremo da dove viene questa frase. Certo. Il 24 ottobre ci sarà un secondo incontro che vedrà protagonista sempre Kuhn, insieme a Piero Sud per la biodiversità, dal titolo Ogni organismo è alla ricerca di un altro organismo per sopravvivere, è una citazione di Kuhn questa. E il 7 novembre avremo un terzo incontro con Gaetano Pascale, con Nino Pascale che è il presidente di Slow Food Italia e alcuni ricercatori dell'unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo, insieme a Pier Giorgio De Filippi che è l'altro protagonista di questa serie di incontri della Fattoria Biosociale Rosmarino. Insieme, e il titolo sarà Da Centotl e il dio zecco del mais al transgenico, la lunga storia del chicco del sole. E infine il 19 novembre ci troveremo insieme a Cinzia Scaffidi, che è vicepresidente di Slow Food Italia, che presenterà il suo ultimo libro Mangia come parli. Io a questo punto chiudo il mio breve intervento introduttivo, lascio la parola al padrone di casa Adriano Berengo, presidente della Fondazione Berengo. Grazie. Quindi è d'obbligo anche per me fare dei ringraziamenti. Un ringraziamento voglio farlo a Carlo Petrini che ci onora molto con la sua presenza qui. Io veramente sono personalmente lo seguo da anni, seguo tutti i suoi articoli, quindi per me anche questo è un grande momento di gioia di averlo qui con noi. Poi volevo ringraziare, anche se la Cinzia Scaffidi non è presente qui, credo, vero? Volevo ringraziare Gino Bortoletto e Mauro Pasquali e la Cinzia Scaffidi per tutto il senso di questa operazione, il senso di mettere insieme slow food con questa mostra che richiama il gotico, che richiama il vetro, che richiama il saper fare le cose bene con le mani, la manualità. E quindi ecco, noi abbiamo anche, molti di voi hanno sentito prima un po' una specie di spiegazione, purtroppo veloce, e che io vorrei riassumere un po'. Diciamo, l'occasione di questa conversazione è proprio Glass Dress. Glass Dress è una mostra d'arte, fondamentalmente, come è una mostra collaterale della Biennale di Venezia, che io ripeto ormai per 4 edizioni, quindi sono 8 anni. È una mostra che ha visto l'istituto coinvolto perché nella missione dell'istituto esiste un desiderio di preservare, di proteggere le arti, quindi chi lavora con il vetro non può fare altro che continuare una linea di arti e mestieri. E poi la mostra Glass Dress è una mostra collettiva. Abbiamo invitato una 60ina di artisti provenienti da 20 paesi nel mondo e tutti hanno scelto di usare il vetro come mezzo per la loro creatività. Questa mostra si chiama Gotica perché uno dei nostri partner è il Museo Hermitage di San Pietroburgo e il curatore, che purtroppo oggi non ha potuto essere con noi, è Dmitry Orzekov, ha dato un po' il tema alla mostra. Secondo lui il linguaggio del gotico è un linguaggio che per secoli ha avuto una sua visibilità, una sua lettura in ogni latitudine, in ogni longitudine, soprattutto d'Europa.
gotico in Francia, cos'era gotico in Germania, poi c'è stato il neogotico e questo stesso palazzo, che è un grande esempio di neogotico, fa parte della mostra. E purtroppo non abbiamo ancora il catalogo della mostra perché l'Ermitage vuole farlo lui, quindi sarà pronto probabilmente per metà ottobre, quindi sarà disponibile. Oltre all'Ermitage, no, volevo dire prima, il linguaggio oggi del gotico viene soppiantato, secondo Dimitri, il curatore, dal linguaggio dell'arte contemporanea. Oggi l'arte contemporanea è leggibile in tutti i paesi del mondo, grazie anche alla globalizzazione, grazie ai mezzi di comunicazione, in primis Google, e quindi oggi il nuovo gotico, secondo Dimitri, è il linguaggio dell'arte contemporanea. Sotto questo profilo quindi abbiamo a Santina giovani, emergenti, molti anche affermati, internazionali, e abbiamo dato loro il tema e loro con il vetro hanno creato delle opere, delle installazioni che rispecchiano un po'. Io credo che globalmente la mostra sia una bella mostra riuscita. Purtroppo vediamo qui solo nei due piani metà della mostra, perché l'altra metà è a Murano, nel mio spazio, e quindi vi invito ad andare se ne avete la possibilità. Credo sia molto interessante. Io a Murano ho uno spazio, un bellissimo esempio di archeologia industriale che ho mantenuto così com'era. È una fornace vecchia che non lavora credo da 70 anni, però è di un grande fascino e quindi le opere si inseriscono bene nel contesto del luogo dove sono state anche create in passato. Allora, io a Murano, noi come fondazione, siamo molto impegnati a dare un valore al vetro, ovviamente nel rispetto di chi lo produce, le fornaci, i maestri vetrai, tutte le maestranze, anche l'uomo de notte, the night watch, l'uomo di notte, e lo facciamo questo in armonia con l'ambiente e grazie anche ai saperi che poi si traducono in capacità tecniche lavorativi, di cui il territorio di Murano è custode assieme a tutte le altre tradizioni locali dell'isola. Analogamente al cibo, alla cucina, anche a Murano si preparano le ricette che noi chiamiamo partite, è un miscuglio di elementi, no? E dietro ad ogni ricetta c'è una storia fatta di ingredienti, che sono ingredienti locali, però anche ingredienti che durante i secoli sono venuti da lontano e che si sono in qualche modo mescolati, amalgamati, atizzati alla temperatura di Murano, se mi si concede. Quindi io credo che ci sia questa storia straordinaria, tutta ancora da raccontare su Murano. È una storia di un'umanità che ha fatto del vetro un poderoso elemento di creatività. Io non voglio prendere troppo tempo, voglio lasciare la parola ai tre amici di questa riunione, questa conversazione, sì, e mi sono permesso di prendere una frase dalla introduzione di Carlo Petrini alle encicliche di Papa Francesco, che suona così, e questa frase ha poi dato il titolo di questo incontro: della bellezza che ci inchioda alla nostra responsabilità, della bellezza alla nostra responsabilità. Quindi io, siccome questo l'ha detto Carlo, vorrei che l'artista Kun van Mechelen, che per statuto crea bellezza,
lui facesse qualche commento su questa frase. Yeah, sorry, I have to speak in English because yes, I have a comment on because I really believe that it is right. We have to deal with beauty, but I like to define what this means for me. Because okay, is it to me? Yeah. Okay, I would like to say that the real beauty, in my opinion, is in the junction. It's in the and in the love, because if we don't make junction, we don't accept the other. And when we accept the other, we can make something which comes from the very beginning, the very basic, and can grow with a lot of content. And I say this because I'm dealing with a project which is about junction. Everything which is standing on its own has no potential to survive. And we know this from that when we were dealing with it and we were only creating monocultures, there was not a vital element at the end in it. So for me, the beauty is to accept the other so that we can grow further. And so in that philosophy, I'm very much agree, and I think that also Mr. Petrini is meaning this when he's talking about beauty. Because, you know, we in the world that we create beauty, which is only a surface. And with only the surface, we easily lose the real content. And I think in art, the best expression is that we work from the content and let it grow without controlling it. And that's about, in my opinion, biodiversity. And that is how the world is shaped. So no, for me also the big installation on the third floor, if you have visit, I think so, it deals with those elements. It's sometimes an accident in time when things are coming together, and when they are coming together in the right way, there is a vitality, and that creates the beauty. In my work, it's continuously like this, and I will make a little explanation about it, because you don't know exactly what I'm all over the world. And when I tell this story, everybody starts to laugh a little bit, but actually I take it as a real movement. What we don't know is that there is only one chicken in the world, and that lives at the feet in the Himalaya, and this is the primal chicken. So what happens actually? It lives on the border between the villages and the jungle. And in a matter of fact, there was a very thin line between human and chicken. And all of a sudden, it happens that they make this match. And I think this is an important move. It's a move that one organism is looking for an other organism to survive. But what we sometimes forget is that if these things are happen, that we have to respect both organisms, because this is not happen such to happen, but it happens because it has a certain meaning. And I get my honorary doctorate at the University of Medicines because I just prove that the movement of the domestication of a chicken comes from the chicken first.
And if we know that such an animal is searching for human, then we have to think what is really happening, you know? What is really happening in the world? Are we the ones in the middle, or are we just one of those players in this beautiful organism which is biodiverse? And actually, I made it as my work of art, because knowing that, I start to look to all the chickens in the world. And what did I discover? That in every country, we made a chicken that tells something about the country. And I have to say, maybe there is nothing wrong with that in the first moment. But if we look closer to that subject, then we see that we create another kind of movement. In other words, we were blocking a natural living creature. I give you an example. In France, for example, we created La Poulet de Bresse, which is red in the head, white in the body, and blue legs. So it represents France. But by the colors. But you know, what did we do actually? We are putting a frame around a living animal. So at the end of it, if we like that this animal represents continuously a nation, it will die after a while. So I was really taken by it, because I think we can't do this with living organism. I think we have to talk about freedom. In art we talk about freedom. So actually what I did, I started on the border between Belgium and France to crossbreed a typical Belgian chicken with the Poulet de Bresse from France. And this was a very hard statement. So, in other words, I was making the frames, I was talking about love and passion. So you go beyond yourself, you discover the other, and you create something which is totally new and full of freedom. And I think this was an important statement. This was an important statement for the world, because after that one, I went to England. I selected a typical English chicken and started to crossbreed that with the result of Belgium and France. The typical English chicken was not vital enough anymore. But by bringing it in, the crossbreeding, the whole generation becomes vital. That was on the first page of the Times, because they say this is better than the European Union. By bringing in new elements, you create something vital. And sometimes we really need it. So now, this project, after 20 generations of crossbreeding, I have the largest genetic bank of chickens in the world. And I made a foundation around it, so that we do really genetic research. And you know what we found? We found that the immunity doubled, that the fertility tripled, and the diversity increased enormously. And this is very important. And that's why I think that beauty is in learning the other and to respect the other. This is, in my opinion, strong, because by doing this, you can give comment to our society. And this is actually what I'm doing. And I have to say that comment, I use the word comment, because if you use the word critique, you can kill the other side. If you use comment, you create a vital space between two parts where we can find for a right, where we can search for a Grazie a Koen, che ha espresso in una maniera fantastica veramente questa sintesi tra la bellezza e la biodiversità.
E io mi sono appuntato 3 passaggi bellissimi: libertà nell'arte, biodiversità in evoluzione e all'interno di questi il rafforzamento della specie, il rafforzamento dell'organismo vivente. Carlo, ti dia altri input, perché poi parleremo anche con Pier Giorgio sui semi antichi. Poi un pensiero così velocissimo proprio su quello che Koen ha detto. Ma innanzitutto lasciatemi esprimere la mia gioia per essere questa sera in questo contesto e per aver conosciuto personalità veramente straordinarie, perché la passione che lega queste persone è la cosa più importante che il mondo ha bisogno. E mi pare che l'elemento che unisce queste 3 persone eccellenti, straordinarie, che hanno realizzato questo percorso, sono sostanzialmente 3 elementi. Il primo l'ho già detto, la passione. La passione muove il mondo, la passione supera le enormi difficoltà che si possono avere. E quando sento Adriano, quando li sento parlare, si sente che credono in quello che fanno, in quello che dicono. E questa è la più bella testimonianza che noi possiamo avere in questo momento incerto. Il secondo elemento è che tutti lavorano per difendere questa biodiversità. Una biodiversità di saperi, una biodiversità di conoscenze, ma anche biodiversità di specie genetiche, di frutta, verdura, di razza animale. Il vero problema di questo secolo, la perdita di biodiversità, è forse il crimine più grande che l'umanità sta realizzando nella più assoluta ignavia di tutti. Non ci rendiamo conto che cosa stiamo consegnando alle future generazioni nel momento in cui distruggiamo sistematicamente questa biodiversità. E questo è un grido di dolore che porta avanti, ma devo dire che la difficoltà è enorme nel far comprendere come perdere una specie genetica di frutta, di verdura, di razze animali, di savoir-faire, perché c'è anche il savoir-faire, può compromettere non la nostra vita individuale, personale, ma anche quella dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. Sostanzialmente, se noi siamo in qualche misura complici di questa perdita di biodiversità, esprimiamo una ingiustizia intergenerazionale. Cioè non è un'ingiustizia nei confronti dei viventi, è un'ingiustizia nei confronti di quelli che arriveranno dopo, che non troveranno quello che abbiamo trovato noi, troveranno molto più povertà dal punto di vista della biodiversità. Questa era la cosa che l'umanità avrebbe dovuto imparare nel corso dei secoli, perché ci sono lezioni durissime sulla perdita di biodiversità, con la perdita di patrimoni di intere comunità e anche disastri. Nella prima metà dell'Ottocento la scomparsa di l'unica specie di patata esistente in Irlanda, ce n'era una sola, questa specie prende un virus e la patata, che era stata misconosciuta per 2 secoli, era poi diventata dalla seconda metà del Settecento l'alimentazione principale degli irlandesi. Principale. Grazie a scienziati, il più importante era un francese, si chiamava Parmentier, vi dice qualcosa più o meno. Ebbene, questa specie prende un virus, in base a questo virus tutta la coltivazione di patate si perse in un batter d'occhio su tutta l'isola, 1 milione di morti per fame, 2 milioni di persone costrette ad emigrare.
Lo stesso poteva dirsi nella seconda metà dell'Ottocento, quando la fillossera aggredì qualcuno che andava a prendere la biodiversità esistente nella parte sotterranea e innestarla con la nostra biodiversità, col cavolo che noi avremmo il vino in Europa. Sarebbe perso in maniera sistematica. Noi conviviamo con questo stato di cose. Complici? Ah, direi di sì. Insensibili? Abbastanza. Al punto che la nostra alimentazione si è ridotta a poche specie genetiche e si rende più le specie forti, cosiddette forti. Ma siccome nell'evoluzione naturale anche i forti sono destinati a morire, quando noi perderemo quelle specie forti su cui noi tutti basiamo la nostra agricoltura, ci troveremo nella situazione che non avremo più le altre da sostituire. È questo il disastro che abbiamo sott'occhio. Ed è questo, con mio stupore, l'elemento distintivo di quello che io in questo momento ritengo uno dei documenti storici tanti di questa fase storica, che è appunto questa enciclica Laudato Si. Ora, io voglio mettere subito le mani avanti, non sono diventato né papista né credente, però a un'analisi seria di quello che dice quest'uomo, di quello che fa e di quello che scrive, affermo personalmente che siamo dinanzi a un leader mondiale di proporzioni inimmaginabili a tutto il gregge che ci sta attorno. Quello che dice, quello che scrive, questo denuncia sulla nostra casa comune che rischiamo di distruggere completamente. Non c'è un leader mondiale che faccia un'affermazione di questo tipo e che vada alla radice delle cose. Uno! E anche quello che ha detto al Congresso degli Stati Uniti o alle Nazioni Unite, vorrei che fosse ben chiaro, gli hanno battuto le mani ma la pensano tutto diversamente. Proprio si sono alzati, hanno battuto le mani, ma non c'è uno che condivida la non proliferazione delle armi, contro la pena di morte. Sono tutti dall'altra parte. Ma io dico una cosa, quegli interventi lì non li ha scritti per loro, li ha scritti per noi. Perché in questo momento quest'uomo ha un audience che supera il Congresso degli Stati Uniti, supera il Congresso delle Nazioni Unite, parla alla gente di ogni ordine, in ogni parte del mondo, dice chiaramente il suo pensiero, devo dire con un elemento di garbo che è fantastico. Dice delle cose durissime, ma con un bel garbo. Questo per me è un genio. La terza cosa che unisce questi miei tre commensali qui attorno è la passione per la bellezza del suo lavoro, la bellezza della ricerca straordinaria di queste razze, di quell'agricoltura che Fukuyama indicò e che rimane uno dei punti cardine per rigenerare tutta l'agricoltura. Perché se dobbiamo rigenerare l'agricoltura dobbiamo andare a imparare da quest'uomo che rispettò profondamente il creato, rispettò profondamente anche le specie selvatiche, anzi era uno dei suoi elementi più forti. Quando vedeva un orto diceva ma lasciate che nascano anche le erbe normali, perché quelle in dialogo costante con le altre e magari li aiutano. E chi pensa che l'unico elemento che ha discernimento è il genere umano, forse sbaglia, perché le piante parlano, le piante hanno sentimenti, le piante comunicano la gioia e la sofferenza, le piante e anche gli animali. E allora c'è questo spaccato interessante che noi abbiamo ridotto
che ci viene da uno dei grandi della letteratura italiana, Francesco, perché quel cantico rimane un modo per dire che tutte le creature sono fratelli e sorelle, con una visione cosmologica che ben pochi personaggi di pensiero e di spiritualità hanno saputo esprimere come il poverello di Assisi. Questi elementi, passione, difesa della biodiversità, bellezza, si congiungono. Nessuno pensi che la bellezza sia staccata dall'etica. L'estetica è una delle basi dell'etica. La bellezza nell'estetica esprime la componente etica a cui tutti noi dovremmo aspirare. Perché avere una concezione etica che si affeziona al brutto, mi pare che non fa bene né al nostro spirito, né all'umanità, né a quelli che arrivano dopo. Quindi la passione con cui quest'uomo lavora il vetro è una cosa straordinaria. E nello stesso tempo io ho cercato molto attentamente il suo tormento, che è il tormento di questo secolo. Guarda Adriano, il tuo tormento, tu dici, io ho i maestri che sono depositari di una sapienza, di una manualità di conciliare con gli artisti. E tu stai lì in mezzo e lavori. Guarda, credimi, che questo è il destino che noi abbiamo in questo secolo, noi e chi arriva di noi. Giocato su che cosa? Da un lato la sapienzialità, e nella sapienzialità ci sono quella dei vecchi contadini, dei vecchi produttori, dei milioni di donne che fanno i piatti più straordinari del mondo. Sia maledetta sta proliferazione, imbecillimento generazionale. Sia invece resa giustizia rispetto alla sapienzialità di milioni di donne che realizzano i piatti, hanno realizzato con poco i piatti più grandi della gastronomia e ancora oggi sono al servizio di una umanità in qualsiasi parte del mondo. Ebbene, la sapienzialità deve discutere, deve confrontarsi con la scienza. In questo caso è l'artista, ma comunque è una dimensione intellettuale che non è sullo stesso piano di quella sapienziale dei tuoi maestri, ma deve conciliarsi assolutamente. Allora, quando si dice che in agricoltura è importante ugualmente che la sapienzialità dei nostri contadini si dialoghi con la scienza ufficiale, è uno degli elementi distintivi di questo secolo. Però per dialogare bisogna essere allo stesso punto, bisogna essere sullo stesso livello. Se oggi la scienza è a questo livello e la sapienza contadina è qui, non c'è dialogo. Il dialogo si fa tra pari. Occorre quindi che arrivi una nuova generazione di giovani che ritornano alla terra, che prendano il sapere dei loro vecchi e che si con la scienza e con la tecnologia, perché la tecnologia in particolare, la tecnologia non appartiene al mondo dei fini, la tecnologia appartiene al mondo dei mezzi. I fini sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, la tecnologia è un mezzo. Ecco che ci apprestiamo tra pochi giorni ad avere a Milano questa grande, straordinaria assise di 2500 giovani contadini, pescatori, allevatori, pastori, trasformatori, 20 paesi del mondo, terra madre giovani. Loro sono il nostro futuro. Ma sbaglia chi pensa che arrivino i contadini in una dimensione tutta sua che
che è quello che ha permesso di distruggere la sapienza contadina. Questi qui sono veramente gente combattiva, in grado di interagire, in grado di dominare le cose. E che si realizzi questo alla fine di un Expo caratterizzato da, abbiate pazienza, da un elemento fieristico ridondante, dove il fine e l'obiettivo, nutrire il pianeta, energia per la vita, è passato un po' in cavalleria rispetto alla maestosità di certi stand, alla straordinaria bellezza di questa mostra fieristica. E tanti di questi stand, la maggior parte di questi stand, dentro c'era niente. Saranno 5 o 6 gli stand che hanno sviluppato l'argomento. Alcuni, gli Stati Uniti d'America hanno fatto uno stand, ma potevano tenerselo, non so cosa gli è. Aggiungo, non voglio dire altro rispetto a quello che è costato. Non voglio dire altro. Né rispetto a quello che è costato, né rispetto a quello che hanno rubato, né rispetto a quello che lasceranno. Spero che questo nostro Paese, anche da questa situazione, possa comunque uscirne ravvivato. Io non sono felice se il mio Paese non fa bella figura, però abbiamo il dovere che questi giovani sono il nostro futuro, che il nostro futuro si scommette tra il dialogo tra i saperi contadini e la scienza ufficiale, che questo tempo sarà caratterizzato fortemente da questo dialogo. Noi spero che abbiamo tutti interesse a realizzare questa operazione. Ecco, allora, mi congratulo per quello che avete fatto e per come l'avete anche unito metodologicamente. Voglio subito dire, su questo fronte noi andiamo oltre l'Expo. Il tempo durerà di più e ci darà più soddisfazioni. Voglio anche dire che questa difficoltà che noi abbiamo di mantenere la biodiversità, di fare vincere il bello sul brutto, di fare in modo che ci siano economie sostenibili, perché voi sapete quanto di questo ambaradan, nell'insensibilità molte volte di chi dovrebbe essere in prima linea. Io penso che la responsabilità principale sia di un sistema economico che non funziona. E allora, visto che tu hai avuto l'amabilità di prendere questa mia prefazione all'enciclica, guardate, nella mia vita pensavo di tutto, meno l'enciclica di Papa. Ecco, però l'ho fatta volentieri non solo per i contenuti, ma vi dico adesso qual è il contenuto distintivo, veramente rivoluzionario di questa enciclica. Tra l'altro, per tanti anni ho fatto il diffusore dell'unità e del manifesto, adesso faccio il diffusore dell'enciclica. Fatemi il piacere, comprate questa enciclica, perché o capite che qui c'è della sostanza, non è un Papa che scrive ai vescovi. I vescovi questi fanno finta di non capire. E l'indifferenza che passerà attraverso questa enciclica sarà trasversale, a partire dalle alte gerarchie della Chiesa fino alla politica. Fanno finta di non capire che cosa dice. Ma se noi abbiamo la capacità di leggere bene quello che dice una cosa fortissima, ed è questa: questa economia uccide. Questa economia uccide, non ha mezzi termini. Questa economia uccide, dice Papa Francesco. Ritorno che dovrebbe appartenere al regno dei fini. La politica deve avere dei fini, degli ideali, dei punti di arrivo, delle visioni. Questa è la politica. Si è ridotta a partecipare al governo dei mezzi. Perché?
perché l'economia e la tecnologia sono diventati i veri fini. Il vero fine della nostra vita, anche individuale, non è la politica, è l'economia. Quanto va il PIL? Stiamo crescendo nell'economia di casa nostra, stiamo accumulando, accumuliamo, poi ci piglia uno schioppone e finisce tutto. Questo è il fine che abbiamo tutti noi introiettato, ma questo non è del regno dei fini, è del regno dei mezzi. E Papa dice la politica è il regno dei fini e su questi fini l'economia e la tecnologia, essendo mezzi, devono essere al servizio della politica. Ma chi dice questo in questo momento nel mondo? Chi le dice? Anche la mia amata sinistra. E allora sollecito, vedo molti storici, soci di Arcigola Slow Food, guardate, è arrivato un segno positivo. Un segno positivo è questo. Prendetelo, prendiamolo, facciamolo nostro. Facciamo in modo che questa banca che c'è lassù non rimanga una testimonianza, perché quello che c'è lassù è un'idea diversa del mondo. Se noi non abbiamo capito niente della potenzialità, perché su ci sono i fini, quello che dobbiamo difendere. I mezzi, quanto rendono? Quelli li lasciamo ad altri. E quanto rendono, specialmente se abbiamo questa visione ristretta di un'economia che non va distante. Tant'è vero che stiamo entrando nell'8º anno di crisi, e tutti, compreso il nostro Premier, ci dice: ah, siamo usciti, 100 in più, tutti. Dopodiché passano 3 mesi, l'occupazione 0,2% in meno. Siamo in una situazione schizofrenica. Io penso che è arrivato il tempo per avere una situazione di consapevolezza. La consapevolezza, e concludo, non è una tristezza, è una gioia. Essere consapevoli che nei nostri comportamenti individuali, e quando dico comportamenti individuali dico specificatamente, primo, comprare le cose giuste avendo diretta informazione da dove vengono e chi le produce. Secondo, rafforzare l'economia locale e i giovani che tornano alla terra. Quindi io voglio comprare da un mercato contadino locale o da un contadino di territorio, perché non voglio comprare dalla Danone e dalla Nestlé, che non so come fanno i prodotti, non so da dove arrivano. Queste piccole cose cambiano il mondo. Noi ci siamo ormai abituati a accettare il fatto che non siamo più partecipi di niente. La politica decide cosa fare, l'economia, ma è nelle piccole cose che noi possiamo cambiare il mondo, lottare contro lo spreco alimentare. Quando comperiamo, influenzare le tendenze anche economiche, perché se noi comperiamo prodotti locali e chiediamo che ci diano l'informazione, questi devono cambiare veloce, devono cambiare veloce. Questo modo di essere è un modo che ci rende più felici, perché poi alla fine di tutto, per quello da vivere, è meglio stare un po' più felici, è meglio dedicarsi un po' di più alla poesia, è meglio vedere nella follia di questo che mette assieme tutte le razze di polli la bellezza di avere un personaggio così. È questo, con il suo vetro che dà forza all'economia, alla storia del territorio. Ma questo quanto vale? No, tutti chiediamo quanto costa, non quanto vale. E anche nel cibo è ora che noi incominciamo a cambiare, non quanto costa, quanto vale, perché quanto vale, e io vedo anche l'occhio del contadino, vedo anche il lavoro degli artigiani, e non c'è ombra di dubbio che se mangiamo un po' meno stiamo tutti meglio, se ci dedichiamo a ridurre lo spreco dei nostri frigoriferi. Non ripeto la scena dei frigoriferi, o devo ripeterla? La sapete già tutti? No. Non la sapete? Allora, concludo.
cari signori e signore, tornate a casa, date un bacio ai vostri bambini, questo ve lo dovete fare, ma aprite i nostri frigoriferi. Guardiamo che tombe di famiglia abbiamo in casa, dei prezzemoli, 20 giorni che sono lì, chiedono fai qualcosa, mettimi in un frullatore, fai qualcosa, dei vasetti di conserva con un leggerissimo strato di muffa, piccolo, 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 che ogni giorno aumenta e poi dopo da lì, dal frigo va alla spazzatura. No, arrivano un po' più originati nei consumi, paghiamo un po' di più i contadini e abbiamo da essi la garanzia che siano prodotti genuini, che fanno bene alla nostra salute e non ci fanno comprare le medicine, che questo è un altro costo in più che abbiamo. Quindi ti ringrazio Adriano per questa opportunità e grazie a tutti voi per questa bellissima serata. Attendo con ansia che lui mi porti tutte le sue galline a terra madre il prossimo anno, che quest'uomo incomincia ad avere l'audience anche di governi, perché questo suo lavoro, che potrebbe benissimo farlo un istituto internazionale, lo fa lui. Questo è bello. Il bello è questo, che chi ha la sapienza e il cuore può diventare anche un grande scienziato. E se hai qualche difficoltà o se trovate difficoltà, allora ritorniamo, non è perché ormai potete sopportare, io quando prendo le pieghe è difficile cambiare. Allora, sai cosa diceva San Francesco? No. Allora, te lo dico io, cosa diceva? 1250. Se c'è qualche giovane prenda nota perché questo è fortissimo. Cosa diceva? Quando le cose ti sembrano difficili, eccetera. Allora lui diceva, incomincia a fare il necessario, poi cerca di fare quello che ti è possibile. Improvvisamente ti troverai nella condizione di realizzare l'idea. Tu ci sei quasi arrivato. Grazie. Va avanti. Grazie. Pier Giorgio ti ha dato una bella responsabilità. Ha detto che sopra c'è il fine, che il futuro è nelle mani dei contadini. Sì, Cosa facciamo? permettimi di dire che sono seduto ad un tavolo con pali giganti e poi ho colto delle cose molto importanti, l'importanza del sogno, no? Abbiamo di fronte una persona che a partire dai sogni ha creato un movimento mondiale, ha creato una università con centinaia, forse migliaia di studenti, che ha un grandissimo successo e sta cambiando, sta dando il suo contributo a cambiare in meglio il mondo, a partire soltanto da sogni che forse agli inizi erano di pochi amici e forse sembravano pazzeschi. Quindi spero che questo sia di buono con contadini, che ormai siamo un po' come le galline di Van Mechle in via di estinzione, no? Voi sapete che... E già questo è difficile, voi sapete che per esempio per un contadino trovare una compagna è difficilissimo, perché chi vuol condividere un lavoro che non ha tregua, non poter avere vacanze, vivere nella precarietà di un buon raccolto o un cattivo raccolto, sono delle connotazioni del tempo e del destino umano che sembrano appartenere davvero ad un'altra epoca. Ho preso ispirazione da Fukuoka. Fukuoka pensava che bisognava tornare a essere molti più contadini, uno Stato in cui ci sono milioni di contadini è uno Stato fatto di uomini liberi. Ormai viviamo in un contesto in cui l'agricoltura è una parte dell'industria. Il cibo che noi mangiamo, tutto sommato, è frutto di un procedimento industriale. Ci sono dei autori non più contadini che praticamente il terreno non lo vedono più, cioè sono sempre dentro questi mega trattori
vestono tute come un operaio di una fabbrica, sono costretti a indossare delle mascherine perché spargono sul territorio delle sostanze che sono dei veleni potentissimi e che neppure loro sanno che cosa effettivamente produce quella sostanza. Nessuno glielo spiega, nessuno lo studia. Parlavamo prima della scienza, ma le università sono finanziate dalle multinazionali economici. Non conosco università che abbiano sovvenzioni per studiare l'agricoltura biologica. Lo facciamo noi a nostre spese. Il contadino deve diventare scienziato e deve occuparsi di campi a lui collaterali. Ecco perché io sono qui in questo momento, perché la bellezza, la cultura diventano essenziali. E se io resto chiuso in campagna non ho nessuna possibilità di sopravvivere. Io sono l'unico contadino biologico, sono un contadino per scelta, quindi non ho la fortuna di aver ereditato i saperi dei nonni o degli anziani. Ho imparato tutto sulla mia pelle e sono l'unico contadino di Marcon. Attorno a me c'è solo mais che viene usato per le centrali a biomasse, per la zootecnia, mais che depaupera le risorse idriche, che ormai inizialmente 20 anni fa era una cultura inquinante, ma non così tanto, perché insomma si metteva un po' di diserbante, un po' di concime, ma adesso con i nuovi tipi di mais ettaro, che però esigono una quantità di chimica mostruosa e quindi hanno un bilancio energetico terribilmente passivo che viene fatto pagare alla collettività, no, devono essere trattati contro gli insetti, contro le muffe, contro la piralide. Si continua a trattare il mais quando è alto 2 metri, 2 metri e 2 metri e mezzo, andando con giganteschi trampoli che soffiano dei veleni che si spargono ovunque. Allora, la bellezza. Il territorio veneto nel 700, nel 600 era meta di pellegrinaggio internazionale. La campagna veneta era considerata una delle bellezze del pianeta. Si veniva a visitare Venezia, città di bellezza, di cultura, di divertimenti, ma le ville venete, la campagna, erano ancora più importanti. Cos'è adesso la campagna veneta? Un luogo di passaggio, un luogo di tangenziali, un luogo anonimo, in cui ci sono 2 monoculture, nelle colline il prosecco, con tutti i problemi che la monocultura e 40 trattamenti all'anno nel caso del prosecco, possono comportare per le popolazioni che ci vivono attorno, e il mais. Il Piave in certi momenti dell'anno sparisce, non c'è più il fiume, perché tutta l'acqua viene prelevata per irrorare le coltivazioni di mais. E, appunto, qualcuno ha definito chi cerca di fare agricoltura vecchio stile il contadino resistente. Il contadino resistente però resiste perché ci sono delle persone come voi che capiscono l'importanza di queste scelte, che quindi condividono il sogno. Slow Food ha coniato degli slogan fondamentali, no? Diventare dei coproduttori. Non è possibile che ci sia chi produce ed è chiuso in questa categoria. Chi fa agricoltura determina il paesaggio, chi fa agricoltura al giorno d'oggi è anche spesso una fattoria didattica, quindi fa anche educazione, spesso è anche un agriturismo, quindi fa anche cultura del cibo. Ma questo siete voi che lo consentite. Se non ci siete voi, nessun contadino e nessuno potrà continuare. Parlavamo prima di biodiversità. Biodiversità non è uno slogan di moda, è la chiave di lettura, perché dove spariscono i contadini si riempiono le megalopoli di bidonville, di situazioni di migranti a caccia di un futuro migliore, ma perché hanno perso la cultura dei loro avi, sono stati sradicati, si è imposta un'agricoltura industriale per sua natura fragile. Si citava il caso delle patate, ma oggi sempre di più ci sono casi simili con il riso, con la soia, con il mais, intere estati, intere popolazioni che non riescono più a coltivare.
Voglio dire, se perfino un piccolo contadino come me di Marcon viene raggiunto dall'appello di un gruppo di coltivatori indiani che chiede: ma voi come siete riusciti a salvare i semi, a ricostruire una filiera? Perché noi siamo impoveriti, non riusciamo più a sopravvivere, siamo costretti alla miseria. Vuol dire che tutto si connette a tutto. E questa è la chiave di lettura del nostro essere qui in questo momento. Insomma, della coscienza che la bellezza, che l'arte, che la cultura gastronomica, che l'agricoltura fanno parte di noi, delle nostre scelte di fondo. E io spesso ho frequentato dei mercatini locali cercando di vendere la mia verdura, ma non solo per venderla, perché cercavo di veicolare le informazioni che ci stanno dietro. Col cibo non do soltanto qualcosa di sano, do tutta l'informazione che ci sta dietro, che un altro. Questo vado a determinare, per cui non è soltanto un prezzo, c'è un valore che è qualcosa di incommensurabile. Il monococco probabilmente vale 5 volte un frumento o un'altra cosa standardizzata. Però il fatto che sia tornato a essere coltivato nelle nostre campagne, che sia una cultura a impatto zero, che io posso seminare senza bisogno di concimare, senza neanche bisogno di arare, il fatto che ci sia Claudio Ceroni qui presenti in questa sala, dei panificatori che hanno reimparato a usare delle farine completamente senza glutine, che ricchezza è per il territorio? E questo è grazie a voi. Quindi io ho il sogno anch'io che questa banca della vita diventi la banca della terra, che voi diventate consapevoli che voi siete i veri proprietari della terra. Non lo sono io sono soltanto un umile coltivatore, ma tra 1 decennio, 2 decenni resterà lì. Chi si nutre del frutto di quella terra deve essere il proprietario. Questa è la responsabilità che io vorrei che fosse condivisa tra noi tutti, insomma. Ed è il motivo fondamentalmente per cui sono qui. Grazie. Grazie. Grazie a Pier Giorgio, si sentiva il cuore, Koen, cosa facciamo per evitare che questo che abbiamo realizzato al secondo piano di Palazzo Franchetti muoia o finisca il 22 di novembre? Qual è l'obiettivo che ci diamo per far sì che quello che diceva l'appello di adesso di Pier Giorgio diventi un qualcosa di concreto e di tangibile nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nel prossimo futuro? Very important question, I think. What can we do? I think we have to continue to share our passion. And I think this is, I can feel that this is a key word in this. And there is a big there is a big evolution in what ethics is today, I think. In the past, we were only talking about good and bad. It was like a definition of what we can do and what we can't do. But we discovered that the things that we are doing today can be I give you an example. Today we are all filling our cars with gasoline, and we think it's very normal. I'm not sure that 100 years from here, and maybe hopefully 2 years from here, people will look at this and tell, what kind of criminals were that? What were they doing with our environment? So I think that the new ethics from today is how to share all our natural resources. And I think this is a new ethics, because it's about sharing. It's about how do we respect the other and to give and to share it with the others. This is a belief that I think that we have to take in our hands. Also from the art, because art, there was a lot of times that they say there is no ethics, you can do whatever. I think art has this kind of responsibility to tell this to the people,
to make social statements. And if we go in something practically, I turned my studio in the Open University of Diversity because I believe that the studio is more than a practice where you only make your sculptures or your paintings or your ideas. No, it is a vital tank where you have to share all your thoughts and your comments. So also the pictures that you see behind me, I like to make a new kind of idea about art. And I make a new studio which will contain all the herbs and the animals and the human where I'm working with, and to see people why a camel is talking to a mushroom and talking to a human being, because we have to understand that there is a connection between all the species on Earth, and with that we can't abuse one, because if we do that, there is like a chain which will be broken, which will be never restored, and we will be the ones who are suffering from this. The whole discussion about saving our planet is about saving ourselves. If we don't save ourselves, we will never save the planet. And I think this is something we have to concern, because this is like the only thing that we really understand. The moment that it comes to our body, the moment that it comes to our mind, we are forced to find other ways to share. And I think also from a point of view of an artist, I think it's very, very, very important that you make connections and junction to all kind of professions. That's why I'm so happy with this exhibition on the third floor. It's not an exhibition where the individual will make kind of statement. No, it's a statement that we make all together. Because if we don't make it together, we will not survive. And so, to do this with people who share the same passion, it's a new form of life, of art. It's a new form. It's a new studio. It's a studio where everybody is welcome to share the idea and to make the rest of the practice also vital. And I mean talking to the communities. I will make a studio in a region where it's very multicultural, where we will work with the communities and give them the idea of the chicken, to bring it also in their garden, because I have a responsibility today. My chicken has 30 million numbers of genetic information. A regular chicken has 3 million. So that means that I have a responsibility. I have the responsibility to share it, responsibility to give it to our communities and to spread it, and to let people also enjoy of what we created from a base as art. This is like a Leonardo da Vinci, I think. Not that I'm comparing myself with Leonardo da Vinci, but Leonardo da Vinci was in the same position. He invented something through the art, and on a certain moment he was facing his Mona Lisa, the one he recognized as being part of himself. In other words, Mother Earth. In other words, something that he has to give to the society. That's the moment, in my opinion, that he realized that he was not alone in the world, but that he discovered something that he has to give away. And I think that everybody has the chance to be a little Leonardo da Vinci. Everybody has the chance to feel something inside of him or her that it can share to somebody else in order to create a better world which is vital, immune and diverse. This is what I think that we have to take in our hands and to do. And if everybody has to take that statement, I think we can develop a lot of things. A Koen. Carlo, un'ultima battuta di sintesi finale.
Una battuta dove posso dire una cosa: buono, pulito, giusto e bello. Cosa ne pensi? La battuta che mi viene più spontanea a quest'ora è quella che faceva Mario Soldati. Diceva che ci sono due momenti che quando suona il campanile bisogna andare a cena: mezzogiorno e le 8 di sera. Quindi io direi che ci avviciniamo a questa meravigliosa ora, di viverla bene, e non c'è dubbio che quando uno dei testi fondativi del nostro movimento è proprio buono, pulito, giusto, il bello fa parte di tutti e tre. Il bello è buono, il bello è giusto, il bello è pulito. La trasversalità, tant'è vero che nella lingua ebraica non c'è differenza tra buono e bello, si dice un termine solo. Quindi l'auspicio che faccio a tutti voi è di poter vivere un momento magico che ci porta, attraverso le nostre piccole azioni quotidiane, a diventare protagonisti di questa, dico con gioia, perché secondo me dobbiamo testimoniare anche questo. E aggiungo, fatemi il piacere, lo dico a voi tutti, aprite queste porte ai giovani. Abbiamo un'età abbastanza rigogliosa in questa sala, Allora io direi che dobbiamo impegnarci di più a interagire con i giovani. Allora vi dico una cosa, dalle mie parti si dice: i giovani sapessero e i vecchi. Si dice anche qui, Sì. È ora di ribaltare la cosa. Dare la possibilità ai giovani di poter sbagliare, di poter cimentarsi, di poter mettersi in gioco, e noi metterci a sapere, a studiare, perché ci passano ancora degli anni di studio entusiasmanti, e non c'è dubbio che se io mi devo mettere a studiare tutte le sue galline ne ho per un bel po'. A studiare tutti i modi con cui si fa il vetro, ma qui non vado più. Ecco. Allora la bellezza di noi che diventiamo maturi non è quella di sapere e trasmettere, è quella di sapere di più e lasciar fare ai giovani. Questo è un momento storico interessante. Io mi accingo a questo momento. Ho molta fiducia che la rete di Terra Madre, oggi sono stato a Milano, ho incontrato una prima delegazione, fantastici, hanno delle idee, hanno delle interattive straordinarie, quindi ho molta fiducia che c'è una generazione che su queste tematiche potrà anche contribuire a superare le cose malfatte che la mia generazione ha fatto. Questo quindi l'auspicio che faccio a tutti voi, che potete vivere tempi tranquilli, assolutamente non chiudendosi nell'aspetto generazionale, ma interfacciandosi con gli altri. Una società è viva quando riesce ad avere uno scambio permanente tra generazioni e ribaltare le questioni. Forse è giunto il momento che noi ascoltiamo e impariamo dai giovani, e che i giovani si mettano un po' più di impegno, perché possono veramente cambiare il mondo. Buon appetito a tutti. Grazie. Perdonate un attimo, allora fuori ci sarà nella sala caffetteria una degustazione di cicchetti preparati con gli antichi cereali della fattoria Rosmarino, selezione di vini curati da Uvive e Veneto, che ringraziamo, e la guida Venezia 2015 e Slow Wine. Ringrazio anche la collaborazione dell'Istituto Alberghiero Cornaro di Jesolo, il suo preside Ilario Ierace, che era presente in sala, spero che lo sia ancora, eccolo là. E ringrazio anche il presidente Uvive e l'Uvive stessa, Arturo Stocchetti, che non ha potuto essere con noi ma vi saluta. Grazie e buoni cicchetti.